Proverbi capitolo 6, gloria a Gesù. Leggiamo i versetti 16 e 17. Quando l'avete trovato mi date un amen. Leggiamo dal 16 al 19. La parola del Signore la leggiamo così come è scritta nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e dice: le cose che il Signore odia, c'ha come titolo questa Bibbia, la mia Bibbia. 6 cose odia il Signore, anzi 7 gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Amen. Signore, ti ringraziamo questa mattina, grazie Signore per la tua parola. Signore, questa mattina vogliamo meditare in essa e ti chiediamo, Signore, di parlarci, ti chiediamo, Signore, di aiutarci. Illumina, Signore, la nostra mente, aiutaci a capire, aiutaci a comprendere, e che la tua parola, Signore, sia per noi, come diceva il salmista, una lampada ai nostri piedi, affinché possa, Signore, illuminare la nostra via, perché sicuramente se camminiamo, Signore, in una via illuminata non inciamperemo, ma chi cammina nel buio qualunque cosa troverà nel cammino, qualunque ostacolo si troverà nel cammino, Signore, sicuramente cadrà. Aiutaci a fare della tua parola, Signore, una guida per noi, a fare della tua parola, Signore, un manuale di vita che ci insegna come dobbiamo vivere. Nel nome di Gesù, Signore, questa mattina che lo Spirito Santo possa parlare, che lo Spirito Santo, Signore, possa toccare ognuno di noi, rinnovando il cuore, rinnovando la mente, aprendo i nostri occhi spirituali, Signore, affinché ognuno di noi possa vedere con gli occhi spirituali. Nel nome di Gesù ti ringraziamo questa mattina, Signore. Ci umiliamo davanti a te e ti chiediamo, Signore, perdono per qualsiasi mancanza, per qualsiasi peccato. Nel nome di Gesù, grazie, Signore, per il tuo amore e grazie per la tua misericordia. Nel nome di Gesù, amen. Amen. Possiamo accomodarci. Meditavo ieri sera su che cosa predicare questa mattina. Il Signore mi guidò a questo libro dei Proverbi, dove meditavo su queste cose che la Bibbia o il proverbista è molto chiaro quando ci insegna o ci spiega alcune delle cose che molto chiaramente dice senza troppi giri. Lui si espressa così e dice le cose che il Signore odia. L'odio di per sé, per noi esseri umani, è peccato, noi non possiamo odiare. L'unica cosa che a noi ci è consentito o ci è permesso odiare, e così è scritto nella parola del Signore, è il peccato. Il peccato è l'unico che noi dobbiamo odiare.
odiarlo al punto di non volerlo, rifiutarlo, allontanarlo, perché il peccato non è una cosa che la si trova lontani da noi. La Bibbia dice che noi abbiamo una natura peccatrice. Il peccato, se noi non stiamo attenti, ci sarà sempre e non sarà fuori, sarà dentro di noi. Perché il peccato, quando viene a provocarci, non viene da fuori, viene da dentro. Ognuno di noi ha una natura peccatrice che deve tenere a bada. Per questo abbiamo visto nei giorni scorsi del cristiano che possiede due nature, la natura spirituale e la natura carnale. Ora, il proverbista dice 6 cose odia il Signore, anzi 7 li sono in abominio. 7 li sono in abominio. Gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Tutte queste cose che il proverbista ci insegna che Dio odia sono cose che non vengono da fuori, sono cose che sono azioni o attitudini da parte dell'uomo che non vengono da fuori, vengono tutte da dentro, nascono tutte da dentro, come per esempio per vedere il primo di queste cose che il Signore odia, parla degli occhi alteri. E questa non è una cosa che viene da fuori, è una cosa che viene da dentro. Il problema di ciò che sta dicendo il proverbista e il problema nostro come cristiani o come esseri umani non è ciò che accade nel mondo, ma ciò che accade dentro di noi. E la Bibbia ci invita a stare attenti, perché ci insegna, come ho detto in passato, che il nemico del quale noi dobbiamo avere non timore, paura. Dobbiamo stare attenti, perché il nemico del quale ci dobbiamo noi proteggere di più siamo noi stessi. In Matteo capitolo 12 versetto 34 Matteo 12, 34 Gesù dice così: parlando a quelli che gli stavano vicino, ai religiosi, e diceva Gesù: razze di vipere, come potete dir cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore parla la bocca. Ciò che sta dicendo Gesù, che una persona che ha un cuore cattivo non può dire cose buone. Una persona che non ha un cuore buono non può dire cose buone. Gesù stava parlando dei religiosi che all'apparenza loro volevano manifestare, volevano dimostrare agli altri che loro erano uomini di Dio.
ma in realtà non lo era, non era così. Allora Gesù dice: come potete voi parlare bene se avete un cuore cattivo? Questa mattina vorrei meditare sul tema le perversità del cuore. Le perversità del cuore è il tema, è il titolo, come l'abbiamo letto nella Bibbia, le cose che il Signore odia. Una delle cose che la Bibbia ci insegna è che l'uomo, l'essere umano, non riuscirà mai a valutare se stesso. Non potrà mai l'essere umano autogiudicarsi. Mai. Non potrà mai l'essere umano pensare su di sé o pensare di se stesso di essere buono, di aver raggiunto un livello dove possiamo dire io sto bene col Signore o sto in pace col Signore. La Bibbia dice che l'uomo da solo non si può valutare. L'unico che riesce a valutare è il Signore. Il Signore conosce il nostro cuore. Il Signore conosce il cuore di ogni persona. Il proverbista dice in Proverbi 16:2 che tutte le vie dell'uomo a lui sembrano pure. Tutte le vie dell'uomo. Proverbi 16:2. Tutte le vie dell'uomo a lui sembrano pure, ma il Signore pesa gli spiriti. Vuol dire che tutto quello che noi facciamo e tutto quello che noi vogliamo fare a noi ci sembra giusto, a noi ci sembra buono, a noi ci sembra che va bene. Ma non sempre è così. Non sempre è così. È il Signore l'unico che valuta, l'unico che può pesare la nostra vita, il nostro comportamento, il nostro percorso, perché quando parla delle vie dell'uomo è ciò che l'uomo intraprende. Abbiamo visto in passato o in settimana, abbiamo visto che per il cristiano la Bibbia, la sua vita la paragona ad una corsa. E l'Apostolo Paolo sta spesso parlando di uomini che camminano in una via, in un percorso, in un cammino. E durante la settimana stiamo studiando da molto tempo il cammino della fede, perché è proprio un percorso, un cammino. Ma molto spesso il cristiano non vuole camminare in questo cammino della fede, che è il cammino che gli è stato assegnato da Dio. E molto spesso l'uomo vuole abbandonare quel cammino, vuole abbandonare quella via e vuole camminare per conto suo, vuole camminare in una via tutta sua, in una via dove io faccio così perché così mi piace, io voglio fare questo perché così mi sembra che sia giusto fare. La Bibbia ci insegna che non è importante quello che noi pensiamo, non è importante quello che noi crediamo. Perché se così fosse, perché allora il Signore ci avrebbe lasciato la sua parola? Questa parola, che è la Bibbia, altro non è che un manuale. Un manuale. Non so se vi ricordate il nostro pastore generale che ci visitò diversi mesi fa.
o anni fa, non ricordo adesso esattamente quando ce lo insegnò, ma ci spiegava che quando noi compriamo un prodotto, quando un prodotto esce dalla fabbrica, un ventilatore, una radio, una TV, una macchina, qualunque cosa noi compriamo, quando quella cosa esce dalla fabbrica, insieme al prodotto nella confezione mettono un libricino che si chiama manuale d'uso. E tutti noi, anche se sappiamo come funziona una TV, anche se noi sappiamo come funziona un computer, però andiamo a leggere perché non vogliamo rischiare di bruciarlo, perché è nuovo, lo abbiamo appena comprato. La Bibbia ci insegna che quando noi siamo usciti dalla fabbrica, perché il Signore ci creò, uno dei misteri più grandi che noi troviamo nella Bibbia, che il Signore fino al giorno d'oggi ancora sta lavorando, così dice Gesù, è che quando noi usciamo dalla fabbrica, chi sta creando o chi ci ha creati nel grembo della nostra madre, chi ci ha formato, è stato Dio. E ogni essere umano che nasce viene creato da Dio, perché la parola di Dio ha comandato che questa creazione avvenisse dentro il grembo della madre, e continua. Ogni volta che una donna è incinta, Dio sta operando, perché è una parola che è stata già stabilita dal Signore, e Lui ancora continua ad operare. È Lui che forma. È Lui che forma. Però che cosa ci insegna la Bibbia? Ci insegna che ogni essere umano che nasce, per lui c'è un manuale d'uso. Per ogni essere umano c'è un manuale d'uso. Una cosa che noi compriamo la possiamo usare bene o la possiamo usare male. Se io compro il computer e lo utilizzo male, lo rovino. Se io compro una TV e la uso male, la rovino. Se la mia TV viaggia o funziona a 220 volt e io la collego per esempio al 380, esplode, scoppia. Se io la collego al 110, perché c'è 110, 220, 380, non si accende perché non gli basta. Allora è importante capire come funziona quell'oggetto che è stato fabbricato. E la Bibbia ci spiega che noi non siamo diversi, noi siamo stati creati da Lui, ogni essere umano è stato creato da Dio. E il Signore in principio nel Genesi ci spiega nel capitolo 2 nel capitolo 1 e capitolo 2 del Genesi, ci spiega nella creazione dell'uomo, ci insegna che Lui ci ha creato a sua immagine e ci diede un'anima e ci diede un corpo. Il corpo lo dobbiamo saper utilizzare, perché non tutti lo sanno utilizzare. Appena c'è stata la prima umanità, perché noi vediamo dal capitolo 2 al capitolo 6 del Genesi, già nel capitolo 6 tutta l'umanità che c'era era diventata tutta cattiva, perché non avevano saputo usare il loro corpo, non avevano saputo usare il loro cuore, non avevano capito il senso della vita, e allora diventano cattivi per causa del peccato che era entrato in passato. Eva peccò, Adamo peccò, Caino peccò, e nasce una generazione di gente peccatrice. E tanto era diventato cattivo l'uomo che Dio disse: mi pento di averli creati, mi pento di aver creato l'uomo. E dice:
dobbiamo sterminarli tutti. Ma un uomo trovò grazia agli occhi di Dio, Noè. E quando Dio mandò il diluvio, l'unico a salvarsi è stato Noè con la sua famiglia. Tutti gli altri perirono, tutti sono morti per non aver capito che cosa dovevano fare con la loro vita, perché non l'avevano capito. Gesù, ricordando quell'evento, quell'episodio, dice che gli ultimi tempi saranno come i giorni di Noè, perché la storia si ripete. Uomini che non sapranno e non avranno capito che farsene della propria vita. E Gesù disse: gli ultimi giorni saranno come i giorni di Noè, che tutti mangiavano, bevevano, si sposavano e facevano di tutto fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. E quando Noè entrò nell'arca è stato Dio a chiudere la porta dell'arca. La porta dell'arca non l'ha chiusa Noè, l'ha chiusa Dio. Così c'è scritto. E quando comincia a scendere l'acqua dal cielo, che fino a quel giorno non aveva mai piovuto sulla terra, gli uomini si spaventarono e cominciarono a gridare. E sicuramente chiedevano a Noè di aprire la porta. Ma siccome che non era stato Noè a chiuderla, non la poteva neanche aprire. Perché una porta, quando la apre Dio, nessuno la chiude, e quando la chiude Dio, nessuno la apre. E noi stiamo vivendo in quei tempi lì, dove uomini e donne vivono secondo il loro piacere, secondo il loro volere, quando la Bibbia è chiara che noi dobbiamo capire che siamo stati creati dal Signore e perciò dobbiamo vivere in base alle sue regole. E come fare a vivere in base alle sue regole? Abbiamo un manuale. Il Signore ci lasciò un manuale d'uso per il nostro essere, per il nostro corpo, per la nostra anima. Ci lasciò un manuale d'uso. Dove lo troviamo? È questo. Se noi facciamo in base a ciò, in base alle istruzioni che abbiamo qui, noi non periremo, noi vivremo, noi saremo salvati. Ma se noi non lo facciamo, allora purtroppo dobbiamo pagare dobbiamo fare la stessa sorte di quelli che morirono durante il diluvio. Il Signore ha promesso che non avrebbe mai sterminato l'uomo per causa dell'acqua. Infatti la Bibbia dice che quando il giudizio di Dio cadrà su questo mondo, non scenderà più acqua dal cielo, scenderà fuoco. L'uomo non morirà annegato, morirà bruciato. Ma per questo motivo la Bibbia ci insegna che quando il peccato cominciò a regnare sulla terra, Dio ci insegna che per causa del peccato ogni uomo, ogni essere umano, come conseguenza del suo peccato, deve morire, deve pagare per il peccato. Dice il Signore, e lo decretò così, dice: mie sono le anime. Così dice il Signore: mie sono le anime. E anima che pecca perirà, morirà. È già stato determinato, è già stato stabilito e nessuno lo può cambiare.
Dio ha detto in passato che ogni persona che pecca e che vive nel peccato deve perire, ma non parla di una morte fisica, anche se fisicamente tutti dobbiamo morire, parla di una morte spirituale. E che cos'è la morte spirituale? Che cos'è la morte della quale parla il Signore? Prima di tutto che il peccato produce morte spirituale. E in secondo luogo la Bibbia chiama seconda morte a quella che avverrà dopo la morte fisica. Perciò si chiama la seconda morte. E la seconda morte, dopo la morte fisica, avverrà quando il Signore prenderà ogni essere umano peccatore e lo manderà a bruciare in uno stagno di fuoco e solfo per tutta l'eternità. Ci saranno due gruppi di persone. Un gruppo andrà nelle fiamme eterne e un gruppo starà con il Signore. E il Signore dice: a voi la scelta. Il diavolo non manderà nessuno all'inferno e Dio non si porterà nessuno per forza in cielo. Ognuno di noi dovrà decidere, la scelta è nostra. Ora, dobbiamo vivere in base a quello che la Bibbia ci insegna, dobbiamo vivere in base al manuale di vita che Gesù ci lasciò. Per questo è importante capire che cosa vuole Dio da noi, è importante capire come dobbiamo vivere, come ci dobbiamo comportare, e ci sono alcune cose come queste qui che il proverbista ci spiega con molta chiarezza, dove ci dice chiaramente che il Signore odia queste cose, le odia e le odierà sempre. E chiunque fa pratica o fa uso di queste cose automaticamente verrà rigettato da parte del Signore. Rigettato. La cosa che noi dobbiamo capire è che tutto quello che noi siamo, tutto quello che noi manifestiamo, la Bibbia dice che noi lo manifestiamo e lo dimostriamo facendo uso del nostro corpo. Ma tutto quello che noi siamo, il nostro essere, noi non siamo quello che vediamo, perché questo corpo un giorno morirà e tornerà alla polvere. Il Signore disse: perché polvere sei e in polvere ritornerai. Così dice Adamo. E questo corpo ritorna alla polvere da dove è stato preso. Ma quello che noi siamo, il nostro essere in sé, si trova nell'anima. È l'anima nostra. E quest'anima la Bibbia la chiama carne, dove si trova il nostro intelletto, dove si trovano i nostri sentimenti, dove si trovano i nostri pensieri, dove si trovano tutte queste cose, nell'anima, non nel corpo. Il corpo, ho detto i giorni scorsi, che serve soltanto per comunicarci con il mondo fisico, con il mondo materiale. Soltanto per questo ci è stato dato un corpo fisico, che è un corpo temporale, perché finirà, quando noi moriremo finirà, e questo corpo fisico nessuno se lo riprenderà mai, nessuno. Il corpo
Quando il Signore verrà a prendere la sua Chiesa, dice la Bibbia che il corpo fisico, il corpo fatto di carne, verrà trasformato in un corpo spirituale per quelli che saranno vivi. Per quelli che saranno morti prenderanno anche loro un corpo spirituale, ma il corpo carnale noi non lo riprenderemo mai. Però è importante, dice la Bibbia, santificare questo corpo. È importante ciò che facciamo con questo corpo. Non perché Dio punirà il nostro corpo. Per causa del peccato Dio non punirà il nostro corpo, punirà l'anima. Perché il corpo in sé non ha colpa. Che cosa fa il corpo? Fa ciò che gli comanda l'anima. E l'anima a sua volta viene influenzata. L'anima desidera fare delle cose, l'anima vuole fare delle cose. E che cosa fa l'anima? L'anima fa ciò che gli comanda o lo spirito o la carne, che la Bibbia chiama carne il desiderio di peccare. Se noi alimentiamo di più la carne, il nostro desiderio sarà quello di peccare. Se noi alimentiamo il nostro spirito, il nostro desiderio sarà quello di cercare le cose spirituali. E ognuna avrà le sue conseguenze. L'anima viene influenzata dal desiderio di peccare o dal desiderio di cercare Dio. E con questo desiderio l'anima comanda il corpo. E il corpo esegue, ma questo corpo fa ciò che gli viene comandato. Non fa niente per conto suo. Questo corpo non è come dire, come si dice? Non decide per conto suo, lui esegue, questo corpo esegue. Ma la Bibbia dice che tutto quello che noi facciamo, tutto quello che noi vogliamo, tutto quello che noi desideriamo, viene dal cuore. Così dice, viene dal cuore. Abbiamo visto in Matteo 12:34, dove Gesù dice ai religiosi, dall'abbondanza del cuore parla la bocca. Questa bocca può parlare bene o può parlare male. Ma chi è che sta peccando, la bocca o il cuore? Il cuore. Però dobbiamo capire che quando la Bibbia parla di cuore non si riferisce a quel pezzo di carne che abbiamo dentro che pompa sangue al corpo, non è quello. Non sta parlando di quel cuore. Quando la Bibbia parla di cuore, parla dell'anima in sé, parla del centro della nostra vita, parla del centro operativo che comanda la nostra vita, ed è l'anima. Cuore e carne sono sinonimi, ma non parla di carne fisica, parla dell'anima. Quando dice che dell'abbondanza del cuore parla la bocca, non è che nel nostro cuore ci sono le parole, parla di una parte molto interna, molto profonda che la troviamo nell'anima. Il cuore è come dire, è un linguaggio simbolico, dove dice cuore, ma non è quello che noi conosciamo come cuore. Perché, ripeto, questo corpo carnale, qui ce l'abbiamo su questo mondo e qui rimarrà. E non verrà giudicato il cuore di carne, verrà giudicata la nostra anima, è lei che verrà giudicata. Perché quella che andrà nell'eternità è l'anima. Ora,
Considerando questo fatto e capendo che Gesù parla del nostro cuore come l'anima, la Bibbia parla del nostro cuore come l'anima, i desideri del cuore, dice la Bibbia, sono i desideri della nostra anima. E c'è una parte dove il Signore dice in Geremia capitolo 17, versetto 9 e 10, Geremia 17, 9, guardate che cosa dice il Signore a Geremia. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Chi potrà conoscerlo? Voi pensate che noi ci conosciamo? Dio ci conosce, noi ancora non ci conosciamo bene. Per questo alcuni di noi pensiamo di stare bene e non stiamo bene. Altri di noi pensiamo di stare male e invece stiamo bene. Perché noi non ci conosciamo. Non ci conosciamo abbastanza per giudicarci e per questo il cristiano lotta ogni giorno per vivere secondo la volontà di Dio, perché se noi viviamo in base alla nostra volontà, noi non abbiamo sicurezza. Se io vivo in base al desiderio del mio cuore, in base al desiderio della mia mente, in base al desiderio, in base a quello che io voglio, molto probabilmente la mia sorte non sarà con il Signore. Molto probabilmente, se io vivo in base al mio desiderio, il mio destino sarà l'inferno. Perché io, stando a ciò che dice la Bibbia, la carne, il cuore, non vuole le cose di Dio. Vogliono peccare, la carne vuole peccare. Per questo il Signore ci ha provvisto una soluzione. Il Signore ci ha provvisto di una soluzione, perché uno dice: ma se la mia anima vuole peccare, allora come faccio a salvarmi? Come faccio ad andare in cielo? In principio, quando Dio creò l'uomo, lo creò trino: anima, corpo e spirito. Quando il peccato entrò nel mondo, l'uomo automaticamente perse uno di questi tre. Qual era? Qualcuno lo sa? Lo spirito. Lo spirito dell'uomo muore. E da quel momento in poi tutta l'umanità nasce morta spiritualmente. E a che cosa gli serviva lo spirito all'uomo? Gli serviva per poter comunicare con Dio. Un uomo senza spirito non può comunicare con Dio. Per questo serviva lo spirito umano, perché c'è spirito umano. Non solo lo Spirito Santo, c'è lo spirito umano. Che Gesù parla dell'umanità e dice, lo ripeto perché si capisca, quando quell'uomo dice a Gesù: io ti seguirò, ma lascia che prima vada a seppellire mio padre e poi ti seguirò dopo. Gesù gli risponde: lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Lascia che i morti, ma quelli erano vivi, perché lui sta parlando di una morte spirituale, dove il corpo vive, ma internamente l'uomo è morto. Governato dal male e dal maligno, governato da un sistema di mondo dove tutto è diversione, tutto è intrattenimento, tutto è peccato. E l'essere umano vuole godersi la vita nel peccato. L'essere umano di natura vuole vivere una vita infangata. E non le piacciono le cose di Dio. L'umanità, e per questo l'umanità sarà punita, l'umanità sarà castigata, l'umanità sarà inviata in un posto
dove allora l'uomo si pentirà, ma sarà troppo tardi, perché dalle fiamme dell'inferno o dello stagno di fuoco nessuno potrà mai tornare indietro, nessuno. Si pentiranno, ma sarà troppo tardi. Gesù, parlando della parabola del ricco e Lazzaro, dice che il ricco diceva: Signore, fai che Lazzaro venga da questa parte, che metta il suo dito nell'acqua e lo posi nella mia lingua perché sto bruciando. E lui gli risponde: nessuno, diceva a Abramo, e lui diceva: figliolo, nessuno può passare di là a qui o da qui a là, nessuno lo può fare. Perciò bisogna valutare anche queste testimonianze che ci sono in giro di tanta gente che dice che sono andati all'inferno. Bisogna valutare, perché secondo la Bibbia è una cosa che non è possibile, e molti di loro si sono costruite le testimonianze soltanto per andare in giro nel mondo e arricchirsi. Molti di loro sì, lo hanno fatto per questo motivo. Altri bisogna analizzarli, se è una testimonianza vera oppure no. Ma la Bibbia dice che nessuno che è andato nell'inferno è mai tornato indietro. Ora, se l'uomo vuole peccare, se l'uomo desidera il male, come fa allora a salvarsi? Gesù ha provvisto, o Dio ha provvisto la soluzione, perché quando l'uomo era morto spiritualmente, dice la Scrittura che Dio mandò a Cristo a pagare un prezzo che dovevamo pagare noi. Anima che pecca deve morire, e noi eravamo peccatori. Noi eravamo praticanti del peccato, no? Non che ora non lo siamo, mi raccomando con questo, perché bisogna essere chiari anche su questo. Non che ora non lo siamo, perché noi saremo sempre peccatori, ma non siamo più praticanti. Il peccato non lo pratichiamo più, per questo verremo preso dal Signore, ma la nostra natura peccatrice, quella rimane comunque in noi. Perché il Signore ci porterà via? Perché noi non pratichiamo il peccato e non ci piace. Per questo motivo il Signore ci prenderà. Ma quando noi dovevamo pagare per causa del peccato, l'anima nostra doveva morire nella seconda morte, Dio manda una soluzione, e questa soluzione è Gesù. Gesù viene a morire sulla croce e con la sua morte pagò per la nostra morte. E quando Gesù muore e risuscita, in quel momento ha tolto l'autorità alla morte, affinché la morte non avesse più potere su alcuni esseri umani. Perché la morte ha già l'incarico, la morte ha già l'ordine, alla morte gli è già stato chiesto che quando un uomo muore deve venirlo a prendere e se lo deve portare all'inferno. La morte lo sa e lei viene a cercare, e quando una persona muore è già lì, gli spiriti maligni sono già lì e prendono l'anima di quella persona e la portano nelle fiamme eterne. Ma perché Gesù ha dovuto sconfiggere la morte? Doveva vincerla, la morte, per togliergli la sua autorità. Ora, chi ha autorità sulla morte? È Gesù. E Gesù dice, ecco, lo troviamo nell'Apocalisse dove dice: e ho le chiavi dell'Ades, della morte, le chiavi, perché lui ha tolto le chiavi alla morte. A che cosa servono queste chiavi? Servono ad aprire e a chiudere le porte. Vuol dire
che se una persona, Gesù dice, se tu non vuoi morire, se tu non vuoi andare all'inferno, io per te chiudo la porta, però a una condizione. E la condizione è che noi dobbiamo accettare il sacrificio di Cristo. Dobbiamo accettarlo come nostro unico Salvatore. E questo è il primo passo, che più o meno tutti i cristiani lo hanno fatto. Il secondo passo è quello più difficile: vivere per Lui. Ed è lì dove entra in funzione il manuale. Vivere per Lui. E come devo vivere? Sta scritto qua. Sta scritto qui. Come devo vivere? E se io vivo così come c'è scritto qui, io mi salverò. Se io non vivo come è scritto qui, io morirò. Anche se un giorno ho detto Signore ti ricevo, ma poi non vivo come dice qui, vivo come voglio io, non verrò salvato, anche se ho accettato il Signore, perché accettare il Signore è solo un passo. Il secondo passo è quello di vivere per Lui. Questa è la soluzione che il Signore ha dato a chiunque vuole salvare la sua anima. Cristo. Gesù viene e quando noi riceviamo Cristo come nostro Salvatore, lo spirito umano che era morto, dice la Bibbia, riprende a vivere. Lo spirito ritorna a vivere. E l'uomo che dopo il peccato nel giardino dell'Eden, l'uomo è rimasto soltanto anima e corpo. Ma quando l'uomo riceve Cristo, ritorna dall'uomo lo spirito. Questa è l'immagine di Dio. Anima, corpo e spirito. Perché l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Uomo, anima, corpo e spirito. E lo spirito ritorna a vivere. E a che cosa ho detto serviva lo spirito? A comunicare con Dio. Perché quando l'uomo riceve Cristo, lo spirito umano riprende a vivere. E quando lo spirito umano riprende a vivere, immediatamente entra lo Spirito Santo di Dio e si collega con lo spirito umano. Se un uomo non ha lo spirito vivo, lo spirito umano, lo Spirito Santo non può entrare ad abitare in lui. È necessario che prima lo spirito umano riceva vita e dopo entra lo Spirito Santo. Perciò la soluzione alla morte c'è. È Gesù. È lo Spirito Santo che abita dentro di noi. Prima ho detto che noi desideriamo fare il male. Noi desideriamo peccare dentro di noi. Ma la nostra anima non può fare quello che vuole. Non può. Per questo l'Apostolo Paolo dice: io sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Che cosa vuol dire? Che anche quando io voglio fare il male, Gesù che vive in me nello Spirito Santo che è dentro, Lui mi aiuta a sottomettere ogni desiderio di peccare. Lui mi aiuta a sottomettere ogni desiderio cattivo della carne. E se da solo non mi potevo salvare, con Cristo sì posso farlo. Se da solo non potevo salvare la mia anima, con lo Spirito Santo che abita dentro di me sì posso farlo, perché ci sono cose che noi non riusciamo a farli da soli, ci vuole lo Spirito Santo. Chi ci aiuta a non peccare? Lo Spirito Santo. Non è che Lui lo fa per noi, non è che lo Spirito Santo ci obbliga a non peccare, perché non è così. L'ho già insegnato che lo Spirito Santo ci aiuta, ma la decisione è nostra. E se io voglio peccare, lo Spirito Santo non mi ferma, mi lascia fare, perché Lui non obbliga nessuno. La scelta è sempre mia.
Io decido se andare in cielo o se andare all'inferno, lo decido io, anche se ho lo Spirito Santo dentro di me e io voglio peccare, lo Spirito Santo me lo lascerà fare. E quando avrò peccato, lo Spirito Santo se ne va, mi lascia. Però ci aiuta quando noi non vogliamo peccare, ci aiuta se noi non vogliamo peccare. Il problema del peccato, quando lo Spirito Santo ci lascia farlo, quando lo Spirito Santo vede che io voglio peccare e alla fine pecco, perché me lo lascia fare? Perché se io pecco, l'ho già pensato da molto tempo, lo vengo pensando, lo vengo meditando, lo vengo macchinando qui nella mente, il peccato, il peccato, il peccato, il peccato, il peccato, e penso tanto al peccato che lo spirito che è dentro di me, dice la Bibbia, che comincia a spegnersi. Lo spirito comincia a spegnersi e il desiderio di peccare va crescendo, va crescendo, va crescendo, e quando lo spirito è giù e il desiderio di peccare è su, vince il desiderio di peccare. Per questo è importante, dice la Bibbia, che dobbiamo capire a chi noi dobbiamo alimentare. Alimentiamo la carne o alimentiamo lo spirito? Per alimentare la carne, ho detto in passato, che cosa dobbiamo fare? Niente, non dobbiamo fare niente. Per alimentare lo spirito sì. Per alimentare lo spirito dobbiamo leggere la Bibbia. Per alimentare lo spirito dobbiamo pregare, ma non quando veniamo in chiesa soltanto. Dobbiamo pregare tutti i giorni e non solo una volta al giorno, perché la vita del cristiano è una vita di preghiera. Noi pensiamo che pregare vuol dire faccio dalla 1 alle 2, faccio preghiera, vado, mi chiudo, mi metto in ginocchio e per me quella è preghiera soltanto. È vero che quella è una preghiera, ma non è l'unica. Se io lo posso fare, va bene farlo. Mi chiudo, vado in un luogo appartato, in un luogo da solo dove nessuno mi disturbi, mi metto in ginocchio, sto in piedi, seduto, perché non esiste una postura per poter pregare, perché pregare non è un atto religioso. Non è vero che soltanto in ginocchio io posso pregare, non è vero, perché se io penso che solo in ginocchio e se poi vedo uno che prega in piedi, dico che sta facendo male, allora divento un religioso. Non esiste una postura per poter pregare. Posso farlo in ginocchio, posso farlo in piedi, posso farlo seduto. Non per pigrizia, ma perché la circostanza vuole che in quel momento io sono seduto. Se io sto facendo un lavoro dove sono seduto, nessuno mi vieta pregare, nessuno me lo proibisce. Ovvio che se io al lavoro smetto di lavorare e mi vado a mettere in ginocchio e comincio a pregare, quella preghiera è peccato, perché se io sto lavorando non posso lasciare il mio lavoro per andare a pregare di là, perché io sono pagato per lavorare, non per pregare. Posso pregare nella mia mente. La preghiera non ha confini, la preghiera non ha un limite, la preghiera non ha un determinato spazio o modo di farlo. La preghiera non è un atto religioso, la preghiera è parlare con Dio. Questa è la preghiera. La preghiera è un dialogo, è fare una conversazione con Dio. E la si può fare in qualsiasi modo, in qualsiasi circostanza, in qualsiasi ora del giorno. Per questo dico che la preghiera non la si fa solo a chiesa e tantomeno, anche se la facciamo a casa, diciamo una volta la faccio a casa e poi basta. Quando io mi muovo, sto parlando col Signore.
Anche se sto lavorando, io sto parlando col Signore. Mentre saldo, io sto parlando col Signore. E il cristiano deve vivere così. Molte delle prediche che io vengo poi a parlare qui, le ricevo mentre sto lavorando, perché io parlo col Signore e subito arriva qua un flash e mi arriva il messaggio qui. Mentre lavoro. Non è che vado a chiudermi sperando che il Signore mi dia una rivelazione, no, perché per questo abbiamo lo Spirito, per poter essere connessi con Dio 24 ore al giorno. In qualsiasi momento noi possiamo parlare con Lui. Ora, considerando che tutto viene dal cuore, ogni nostro desiderio parte dal cuore, ogni nostra scelta parte dal cuore, ogni nostro pensiero viene dal cuore, ogni nostro desiderio viene dal cuore, quello che noi parliamo viene dal cuore, tutto. Questo è importante capirlo. Tutto quello che noi siamo, tutto quello che noi facciamo, tutto quello che noi manifestiamo, viene tutto dal cuore. Tutto. Tutto viene dal cuore. Gesù, guardate che cosa dice Marco capitolo 7, versetto 21. Marco 7, 21, leggiamo fino al 23. Marco 7, 21 dice così: perché da dentro dal cuore, dal di dentro del cuore, perché è dal di dentro dal cuore degli uomini che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Versetto 23: tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo. Da dove viene tutto questo? Dal cuore. Dal cuore. Perciò ho chiamato la lezione o la meditazione le perversità del cuore, perché il cuore è perverso e noi non ci possiamo fidare. Qual è l'obiettivo di questa meditazione? Che noi non ci dobbiamo fidare di noi stessi. Se io penso che sto facendo bene, mi raccomando, chi pensa di stare fermo, dice la Bibbia, guardi di non cadere, perché lui pensa di stare bene. Ma starà bene veramente? L'uomo non lo può sapere. Per questo motivo il Signore ci ha donato lo Spirito Santo, perché quello che noi non possiamo capirlo, lo Spirito Santo ce lo fa capire. È necessario lo Spirito Santo nella nostra vita. È dal di dentro del cuore degli uomini che escono i cattivi pensieri. Da dove vengono i pensieri? Dal cuore. Devo curare il mio cuore, devo prendermi cura del mio cuore. Per questo motivo il Signore ci dice in Proverbi capitolo 23, Proverbi 23, versetto 26, figlio mio, dammi il tuo cuore e gli occhi tuoi prendano piacere nelle mie vie. Figlio mio,
dammi il tuo cuore, dammi il tuo cuore. E quando il cuore noi glielo avremo donato al Signore, i nostri occhi troveranno piacere nelle sue vie, non nelle nostre vie, nelle sue vie. Nelle sue vie, nelle sue. Proverbi 16:2 diceva, l'abbiamo letto, perché tutte le vie dell'uomo a lui sembrano pure o sembrano buone, ma il Signore è che pesa gli spiriti. L'uomo può pensare di star camminando giusto, ma è il Signore che lo sa. Perciò noi dobbiamo donargli il nostro cuore affinché ci faccia piacere camminare nelle sue vie, perché ci deve far piacere. Dobbiamo farlo, camminare nelle vie del Signore non è una cosa che noi la facciamo per obbligo. Se uno cammina nella via del Signore per obbligo non va bene, perché non è un obbligo. Se io decido di non peccare, non lo faccio perché ho paura dell'inferno. Sapete che molti non peccano perché hanno paura dell'inferno? Non peccare perché ho paura delle fiamme dell'inferno non è corretto, non è giusto. Io non devo peccare perché amo Dio, che è diverso. Per amore, non per paura. Proverbi 4:23. Proverbi 4:23. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Non sta parlando del nostro cuore organo, quello che pompa sangue, non è quello. Sta parlando dei nostri desideri, sta parlando delle nostre emozioni, sta parlando dei nostri sentimenti, sta parlando del nostro intelletto, che la Bibbia lo chiama cuore. Custodisci più di qualsiasi altra cosa, perché da lui viene la vita, dal cuore viene la vita. Il cuore determina se verremo salvati o se verremo condannati. Chi lo determina? Il cuore, l'anima, la carne. Perciò dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare attenti e dobbiamo riflettere e dobbiamo fare un'autoanalisi per capire come siamo, come stiamo camminando, che cosa ci sembra a noi. Stiamo camminando bene o stiamo camminando male? Secondo il mio pensiero, sto andando bene o sto andando male? Molto spesso pensiamo di stare bene, molto spesso, e siamo convinti che stiamo andando bene. Ma la nostra vita la dobbiamo filtrare. C'è un filtro dove dobbiamo mettere la nostra vita, dove questo filtro metterà in evidenza, dopo che uscirà dal filtro, chi siamo noi. Sapete che cos'è sto filtro? La Bibbia? Sì, è la Bibbia. Perché tutto quello che noi facciamo o abbiamo fatto o vogliamo fare
Lo troviamo tutto nella Bibbia. La Bibbia è una biblioteca completa, dove non manca niente. E se noi a volte non sappiamo se stiamo facendo bene o se stiamo facendo male, è unicamente perché non conosciamo la Bibbia, perché non abbiamo abbastanza conoscenza della Bibbia, perché la Bibbia non ha lasciato niente, non gli è sfuggito niente. C'è una risposta per ogni cosa. Alcune sono chiare, altre no. Alcune chiunque li può capire, altre no. Per questo il Signore ha dovuto lasciare maestri che fossero capaci di insegnare la Bibbia. Per questo il Signore lasciò ministri, pastori, che fossero capaci di poter insegnare. Alcune cose chiunque di noi leggendo capisce, altre bisogna interpretarle, altre bisogna scavare, ma la risposta c'è. C'è sempre una risposta nella Bibbia. Ora, abbiamo capito che c'è un problema nel cuore. Il primo punto che troviamo in Proverbi capitolo 6 versetto 16, delle 7 cose, sono 7 cose e le vedremo tutte e 7, una alla volta. E vediamo la prima, non tutte oggi, non le possiamo vedere tutte e 7 oggi, e qua è già passata un'ora. La prima cosa che noi troviamo, vediamo un po' solo la prima, poi mi fermo. Proverbi 6, 17. La prima cosa, gli occhi alteri, si dice, no? Alteri. Questa è la prima cosa che troviamo qui, le 7 cose che Dio odia. Tutte le 7 cose provengono dal cuore, tutte e 7 provengono dal cuore. Tutte e 7 vengono dal cuore dell'uomo. Lo sguardo questo tipo di sguardo, gli occhi alteri, hanno a che vedere con una attitudine di chi si stima superiore agli altri. Questo peccato ha a che vedere con io sono migliore. Vedo l'altro fratello, vedo il vicino, vedo il mio amico, vedo quell'altro, io sono migliore. E nella Chiesa a volte si dice io sono più spirituale. Io faccio questo, loro no. Io faccio quest'altro, loro no. Per questo io davanti al Signore sicuramente io sto in una miglior posizione. E questo è peccato. Nella Bibbia, scusatemi, io soffro della gola. È una cosa che il Signore odia. C'è scritto nella Bibbia che chi vuole essere grande deve diventare il più piccolo di tutti.
Nella Bibbia c'è scritto, Gesù lo ha detto, che chiunque vuole essere esaltato si deve umiliare. È un regno tutto all'incontrario il regno di Dio. Per diventare grandi bisogna essere piccoli, per essere esaltati dal Signore bisogna umiliarsi, perché chiunque si esalta sarà umiliato. E questo è triste. Ci sono persone che vanno in giro esaltandosi e Dio le umilia. Dio non ha problemi a disciplinarci. Quando noi andiamo in giro ad autoesaltarci, il Signore subito ci umilia, ci mette al nostro posto, subito. Quando ci umiliamo, il Signore ci esalta, perché l'umiliazione viene esaltata. È tutto l'incontrario. Questo è un abominio al Signore ed è qualcosa che Lui odia. Chi ha un cuore superbo. Chi ha un cuore superbo viene dal Signore rigettato dal Signore. Nella Bibbia noi troviamo che questo è stato il peccato dove ha avuto origine il male, dove ha cominciato il male, perché il male non esisteva, il male ha avuto origine. Chi ha dato origine al male? Chi è che ha cominciato a fare il male? Nessuno lo sa? Il diavolo. Il diavolo? Satana? Adamo e Eva? Adamo ed Eva sono stati vittime, ma il male già c'era. C'è stato un momento dove inizia il male e lo iniziò un cherubino di nome Lucifero, che poi gli viene cambiato il suo nome e lo chiamiamo diavolo, lo chiamiamo Satana, lo chiamiamo già diversi nomi. Lui ha iniziato il male. E lui aveva questo problema che molti cristiani hanno. Voler essere superiori, voler essere migliori, voler comandare. Nel mondo il successo per l'essere umano è quando lui raggiunge una posizione alta. Quello è il successo, così come lo si misura nel mondo. Diventare famosi, diventare un grande calciatore, uscire in TV, diventare un VIP. Così si misura il successo nel mondo. A volte nella Chiesa si desidera avere una posizione più alta, non per servire il Signore, non per amore al Signore, ma perché voglio essere superiore agli altri. Questo è peccato. Voglio essere nominato X perché voglio comandare, voglio che gli altri facciano quello che dico io. Questo è sbagliato. È un errore. Nel regno di Dio ci deve essere soprattutto l'umiltà. Ora, in Isaia capitolo 14, versetto 12 al 14, vediamo come iniziò questo problema di avere occhi alteri o alteri, non lo so, alteri.
alteri o altari. Poi andremo a fare una ricerca su dov'è il puntino, perché in italiano non mettono l'accento, allora uno sta a indovinare sempre. In spagnolo c'è sempre il puntino. Ora, sto chiudendo e con questo esempio chiudo. Isaia 14:12. Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Guardate qui, il 13, guardate qui, è qui che spiega il problema di questo cherubino che ha a che vedere con ciò che noi stiamo dicendo, il voler essere superiori. Tu che dicevi dove? In cuor tuo. Tu che dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea nella parte estrema del settentrione, salirò sulle sommità delle nubi e sarò simile all'Altissimo. Questo qui che era stato creato da Dio voleva essere come Dio, uguale a Dio. Questo è stato il suo grande problema. È qui che comincia il male. Questo è stato l'inizio del male. Aver pensato questo, aver premeditato questo, aver avuto questo pensiero nel suo cuore ha portato dopo, lo ha portato a lui a ricevere una grande condanna. Lui, tutti quelli che lo seguirono, perché conquistò la terza parte degli angeli, che oggi noi li chiamiamo demoni, e tutti sono stati condannati. I demoni o gli angeli caduti insieme a Lucifero, a questo cherubino, loro non saranno giudicati, loro sono già stati giudicati. Stanno solo aspettando il momento in cui il Dio li prenderà e li butterà nello stagno di fuoco e zolfo, che in quel giorno o in quel momento o in quel periodo il Signore también manderà ad ogni essere umano che ha voluto fare la sua volontà, la volontà del diavolo e non la volontà di Dio. Perché c'è scritto che ogni peccatore dovrà pagare la stessa condanna o dovrà andare a finire nello stesso luogo che Dio aveva preparato non per l'uomo, ma per Satana e i suoi angeli. Ma l'uomo che pecca andrà insieme a lui a pagare la stessa sorte, la stessa condanna. Fuoco eterno. Innalzerò, diceva, il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Nella Bibbia, quando si parla di stelle di Dio, si riferisce agli angeli. Agli angeli. In Apocalisse dice che il dragone si trascinò dietro la terza parte delle stelle. Sono la terza parte degli angeli che hanno seguito Satana. Perciò lui sta dicendo che lui innalzerà un trono in cielo al di sopra di tutti gli angeli, perché lui è migliore, perché lui è il più bello, perché lui è il più intelligente. Allora lui non può stare uguale agli altri, lui deve essere migliore. E tanto buono si crede, tanto intelligente si crede lui, che dice che sarà simile a Dio, simile all'Altissimo. Ora, questo pensiero lui non se lo è tenuto per se stesso, lo ha trasmesso a tutti gli angeli che sono stati condannati insieme a lui,
Tutti questi angeli insieme a Satana sono stati cacciati via dal cielo e sono caduti sulla terra. Perciò quando Dio fa a Adamo e ad Eva, Satana era già lì occupando. Appena Dio creò gli animali, Satana, che non aveva un corpo, ha subito preso un corpo, il serpente, per occuparlo. Ma a Satana non gli bastava il corpo del serpente o degli animali, perché i demoni possono abitare in corpi animali. Vi ricordate quando Gesù liberò un indemoniato e c'erano dentro diversi centinaia di demoni in questo pazzo, e dicono: non mandarci nell'abisso, permetteci di entrare in quei maiali. E sono entrati nei maiali. Ma l'obiettivo di Satana non è occupare, o l'obiettivo dei demoni non è occupare corpi animali, perché loro sono esseri spirituali e per poter interagire con questo mondo hanno bisogno di un corpo che Dio ce l'ha dato solo a noi. Un corpo di carne. Allora loro hanno bisogno di occupare un corpo di carne per poter interagire con questo mondo. Perciò non vogliono corpi animali, vogliono corpi umani. E sapendo Satana che gli serviva un corpo umano, pensò: faccio peccare Eva, faccio peccare Adamo, così loro perdono la comunione con Dio come noi, e io, dice Satana, occupo il loro corpo. E così è avvenuto. Ogni essere umano che nasce viene occupato immediatamente da uno spirito maligno. Ma questa è una storia che va un po' spiegata bene, perché nell'umanità ogni essere umano che nasce viene occupato da uno spirito. Non nell'età dei bambini. Arriva un'età dove il bambino, si dice che sono i 12 anni, però si è sempre pensato così perché i bambini a 12 anni erano ancora puri una volta. Oggi bisogna rivalutare quei 12 anni, se è vero che a 12 anni. Si pensa che oggi quei 12 anni sono diventati di meno, 8 anni, 7 anni, e già fanno delle cattiverie bruttissime. Ma finché sono bambini non vengono occupati. I bambini nell'innocenza li appartengono al Signore. Ogni bambino, cristiano o non cristiano. Nel bambino cristiano è diverso, perché viene protetto dall'autorità del padre, dall'autorità della madre. Nel bambino cristiano è diverso, anche se un bambino, anche se nasce in una casa cristiana, deve accettare Cristo come suo Salvatore forzosamente, perché la salvezza è personale e non si trasmette ai figli. Ognuno deve fare la propria scelta. Ma dicevo, con questo chiudo, questo spirito, Satana, che è stato cacciato dal cielo con tutti i suoi angeli e si portarono dietro questo pensiero di essere come Dio, di essere uguali a Dio, vengono e lo trasmettono all'umanità. E oggi abbiamo predicatori famosi che stanno dicendo che noi, se siamo figli di Dio, noi siamo dei. Così dicono. Predicatori, gente che dicono, uomini che dicono di essere pastori evangelici, che non lo sono. Insegnano che se la scimmia fa scimmiette, se il cavallo fa, come si chiamano? Puledri, se i cani fanno dei cagnolini, se le galline fanno dei pulcini, anche Dio fa i suoi figli sono anche come lui.
una cosa fuori di contesto, completamente antibiblica. Giovanni 3,16 dice che Dio per amore al mondo ha dato al suo figlio unico, unigenito, vuol dire che nel suo genere era l'unico. Noi siamo stati adottati, noi siamo figli d'adozione. Perché? Perché l'uomo vuole essere importante, si vuole dare un'importanza che non ha. Cosa dice Satana a Eva? Dio vi ha detto che morirete? No, è che Dio non vuole che voi sappiate la verità, perché se tu mangi del frutto sarai uguale a Dio, uguale. Non è lo stesso pensiero che aveva lui di diventare uguale a Dio? E questo pensiero lo viene trasmettendo all'umanità, dove sorgono imperatori, re che si autoproclamano dei. Il faraone era considerato un dio. Il primo potente della terra in Babilonia, Nimrod, era considerato un dio, il dio sole. Ogni imperatore fino al Cesare si proclamavano dei e c'era il culto in onore a loro. Anche il Cesare, l'imperatore romano, c'era un culto a lui perché lui era Dio. Perché l'uomo si vuole dare un'importanza che non ha. Il problema nostro è che questo pensiero viene anche borbandato all'interno della Chiesa. Ed è lì dove a volte ci sono cristiani che si vogliono dare un'importanza che non hanno. E questo è peccato. Perché l'unica cosa che Dio vuole è che noi ci umiliamo davanti a Lui e davanti ai nostri fratelli. Umiliazione. La umiliazione verrà premiata. La come si dice, esaltazione, sì, verrà punita. Verrà punita. Leggo l'ultimo versetto. Proverbi 16,5, era il primo, lo stavo cercando giù. Proverbi 16,5. Chi ha un cuore superbo è in abominio al Signore. Certo è che non rimarrà impunito. Per questo dobbiamo capire che ciò che il Signore vuole da parte nostra è l'umiltà, non occhi alteri o alteri. Non dobbiamo autoconsiderarci troppo importanti. Noi dobbiamo capire che se noi abbiamo il privilegio di essere cristiani, se noi abbiamo il privilegio di essere figli di Dio, se noi abbiamo il privilegio di parlare con Dio, se noi abbiamo il privilegio di una salvezza che altri non hanno, l'abbiamo ricevuto non perché noi meritiamo qualcosa, perché non meritavamo niente. È per grazia. Per grazia lo abbiamo ricevuto, senza meritare. Perciò non possiamo considerarci, perché noi siamo stati scelti dal Signore, migliore magari di una persona che magari che non è cristiana, perché se già mi considero meglio, io sto già peccando. Sto già peccando, bisogna essere umili. Che cosa dice il Signore? Imparate da me che sono mansueto e umile di cuore. Così dice Gesù. Imparate da me, dice Gesù, che sono mansueto e umile di cuore. Questa è la prima cosa che Dio odia. Mancano 6. Domenica prossima ne parliamo. Mettiamoci in piedi. Preghiamo. Signore, grazie ti diamo nel nome di Gesù. Grazie, Signore,
Grazie per la tua parola e grazie, Signore, perché tu ci insegni e ci parli. Signore, grazie perché sei interessato nella nostra vita, sei interessato nella nostra anima e non vuoi, Signore, che nessuno di noi perisca, non vuoi che nessuno di noi si perda. Signore, grazie perché tu hai avuto questo grande amore per noi, che hai dato tuo figlio a morire per noi. Signore, grazie.